Altra cosa importante, devo dire, in Sardegna ha poca attività di questo genere, abbiamo anche dei soldati venuti nelle case di qualcuno, allora ci vedono un intervento, ma gli esiliati bellici non è molto intensa l'attività, molto intensa invece nella penisola, soprattutto nelle aree che durante la seconda guerra mondiale furono bombardate. Questa attività, anche noi abbiamo concorso a questa attività, e quindi la bonifica di questi esiliati bellici è di vitale importanza per mettere in sicurezza diverse centinaia di metri quadrati di area, un po' del quadrato viene ritrovato come un bellico. Parliamo adesso del Libano. Quindi nell'ambito della seconda missione che avete visto, l'Italia, anzi l'esercito italiano insieme alle forze armate è stato impiegato ed è tuttora impiegato nel sud del Libano, sotto una risoluzione dell'ONU che è la 1701, che non è che autorizza l'operazione, cioè l'intervento dell'ONU nel Libano, perché in realtà l'intervento dell'ONU nel Libano è stato già autorizzato con un'altra risoluzione nella fine anni 70, 76, e l'Italia ha sempre partecipato con un gruppo di elicotteri sempre di Anacuna. In realtà nel 2006 c'è stata quella che viene comunemente chiamata UNIFIL 2, cioè una rivisitazione dell'operazione, perché la condizione affinché gli israeliani si ritirassero dal sud del Libano era che il sud del Libano fosse presidiato dalle forze armate libanesi regolari e che soprattutto dal sud del Libano non fosse perpetrata alcuna azione violenta di ogni genere, ma è ovvio che loro intendono soprattutto nei confronti di Israele. Questo detto ufficialmente, in poche parole, volevano che ci fosse una presenza nel sud del Libano affinché Hezbollah non avesse la possibilità di poter lanciare qualsiasi tipo di attacco nei confronti di Israele, e questa era la condizione. Ora qui si parla di Hezbollah, ma è anche per poter, perché l'attore dominante, in realtà, come vedremo, nel sud del Libano non ci sono solo Hezbollah, ma ci sono anche i campi palestinesi, che non sono amici di Hezbollah, che sono sciiti, palestinesi per matrice sunnita. Quindi generalmente si dice Hezbollah, ma non è la prima volta che anche siano stati lanciati razzi da parte dei sunniti per provocare una retaliation, cioè una risposta degli israeliani su Hezbollah. Quindi ci sono questi giochi che ovviamente non creano un ambiente stabile e sicuro. Questo però negli ultimi anni, devo dire la verità, cioè Hezbollah non ha permesso più, in poche parole, che anche i sunniti potessero fare problemi nei loro confronti, agitando un attimino gli animi degli israeliani. Questa è la risoluzione 1701. Voi solamente la 1701, dopo l'invasione della Bosnia del 2006, è stata approvata con l'intenzione di schierare una forza dell'ONU che arrivi fino a 15.000 uomini sotto il comando di un generale di divisione, suddivisi in due settori, est e ovest, e con questi compiti: il monitoraggio della cessazione delle ostilità, perché è stato firmato il ceasefire, è stato fatto un accordo, però i due stati sono ancora in guerra ufficialmente, quindi Israele e Libano, però è stato firmato un accordo, le ostilità sono cessate, gli israeliani si sono ritirati, puoi vedere a sud di una linea detta la Blue Line, che non è il confine tra il Libano e Israele, ma è una linea armistiziale già definita in precedenti conflitti, che è stata riattivata. Quindi gli israeliani sono ritirati a sud di questa linea e i libanesi, le forze armate libanesi, poi si sono schierate anche loro a sud del Libano. Prima non erano mai, allora erano quasi poco più di 20 anni che non c'era alcuna unità libanese schierata nel sud del Libano. Questo ha comportato la necessità di schierare il nostro contingente per monitorare questa situazione. Ovviamente assistere anche il governo libanese, e quindi qui i contatti soprattutto con le istituzioni locali erano molto importanti, di vitale importanza. L'elemento chiave insieme al supporto alla popolazione erano i due punti focali della missione, per poi anche sostenere nella loro addestramento, nella loro sviluppo, nella loro operativo le forze armate libanesi. Quindi
ma soprattutto all'assistenza al governo libanese, alle istituzioni locali e anche alla popolazione. La componente militare puntava su questi tre pilastri, cioè il monitoraggio del cessate il fuoco, l'assistenza alle forze armate libanesi e il supporto alla popolazione. Questi tre pilastri su cui è fondata la missione, e noi abbiamo operato su queste tre cosiddette linee operative. Ora, giusto per capire un attimino Libano, perché ho fatto questa serie che vedrò anche nelle prossime presentazioni, perché anche mia madre a volte mi chiedeva dove si vede, allora sì, sull'Atlanta vedete, però poi la situazione non è così semplice. Il Libano si trova lungo le coste del Mediterraneo, ovviamente, ma al centro, possiamo dire al centro del Medio Oriente, diciamo così, al centro del Medio Oriente, parlo del Medio Oriente che si affaccia nel Mediterraneo, ed è sempre stato l'ingresso e l'uscita del commercio con il Medio Oriente e l'Europa. I Fenici partirono da lì, partirono proprio da Tiro. Infatti è stato un mio cavallo di battaglia, se deve mancare questo legame tra i libanesi e la popolazione sarda. Sono arrivati qua, parliamo di Nora, parliamo di Taros, insomma, se andiamo a vedere anche i nostri bronzetti, e ci sono anche dei specie di bronzetti anche che i libanesi donano come regalo, sono molto simili, sono loro. Quindi c'è molta legame. Comunque è sempre stato, anche perché dal punto di vista orografico dal Libano si accede più facilmente in Siria e in Medio Oriente, piuttosto che dalla Turchia, piuttosto che anche da Israele. Quindi c'erano anche le crociate, no? Costruiti diversi castelli nel Libano che riuscivano a controllare meglio anche le crociate. Anche a Tiro, addirittura nell'area archeologica del Tiro ci sono i quartieri genovesi, i quartieri veneziani, e ancora sono rimasti là. Ci sono dei mosaici dove addirittura è raffigurato un capo, perché lì vi è un ippodromo, una sorta di Circo Massimo, che è venuto, cioè è in condizioni decisamente migliori del nostro Circo Massimo, non c'è niente praticamente, ma lì ci sono ancora le gradinate, ci sono ancora le colonne, e dove ci sono dei mosaici dove c'è scritto, per indicare bene, c'è scritto la parola sotto Benetton, che non è una pubblicità, ma è veramente Benetton, non per dire bene. Quindi c'è un forte legame, senza parlare anche dell'interesse che ha l'area dal punto di vista religioso, per quanto riguarda soprattutto che origina la cristianità. Tiro, Sidone erano le terre dove Gesù Cristo parecchie volte passato. Facendo un paragone anche per capire il Libano, noi eravamo a sud, il Libano è quanto 10.452 km², la Sardegna è 24.000 km², la Sardegna. Però per arrivare al nord ce ne vuole, le strade non sono veramente quelle italiane. Per poter avere anche un'altra idea dell'operazione, parliamo di una popolazione di 4 milioni di abitanti, questa è una cifra ufficiale, poi sono sempre inferiori a quelle della realtà, dove parliamo di circa 2 milioni di rifugiati, la metà della popolazione sono rifugiati, 1,5 milioni sono quelli siriani, circa 500.000 sono quelli palestinesi, che si insediarono nelle terre libanesi quando nacque lo Stato di Israele, no? Il famoso Nakba Day, cioè il 15 maggio 48, quando fu proclamato lo Stato israeliano. I palestinesi andarono via da Israele e il giorno della tragedia con loro si ritirarono nelle terre libanesi e formarono i campi palestinesi, ce ne sono diversi. Nel mio settore ce n'erano 3. Che erano i 3 più grandi, non i 3 più pericolosi, perché il più pericoloso era sicuro. Noi eravamo schierati a sud del Libano. Andando avanti, capiamo ancora meglio. Ecco, hai che caso classico. Tu clicca su. Giusto per dare un'idea. Giusto per dare
Nation Interim Force in Lebanon, è poco interim perché nel 1970 che siamo là, comunque. Questo è il settore che è delimitato a sud dalla Line, che è il confine con il territorio israeliano, e a nord dal fiume Leonte, il fiume d'Italia, l'italiano Leonte, che è questo qua, è questo qua. Tutto il settore è suddiviso in due settori: il settore ovest sotto la guida di una brigata italiana e il settore est sotto la guida di una brigata spagnola. Il comando a livello generale di divisione è a Natura. Poi abbiamo avuto la fortuna di operare per 3 mesi sotto il comando di un generale italiano, conoscete il generale italiano, ex comandante della brigata Sassi. Poi è stato avvicendato da un generale irlandese. Tuttavia l'Italia vanta la presenza di ben 3 generali di divisione che sono avvicendati nel comando di UNIFIL, e questo è un segno molto importante per la Nazione Unite, ma soprattutto molto importante sia dei libanesi e degli italiani, perché apprezzano l'operato del generale italiano rispetto a qualsiasi altra soluzione. Avanti. Questa mattina per far capire un po' qual è la realtà piuttosto complessa. Allora, in Libano ci sono 18 confessioni religiose diverse. Nel sud del Libano, nel mio settore, questa è la situazione: prevalente sciita, quelle verde sono sciiti, villaggi e popolazioni sciita. Quello nel marroncino chiaro sono misti. In realtà dobbiamo considerare che i campi palestinesi, che sono 1, 2 e 3, hanno una grossa componente sunnita. Noi però non l'abbiamo considerato nel conteggio perché i campi palestinesi godono di extraterritorialità. Sono territorio libanese, ma ancora di extraterritorialità. Loro hanno una loro polizia, hanno una loro struttura governativa ufficialmente, però loro sono delimitati e controllati dalle forze armate libanesi. E io direi da Hezbollah. Hanno le loro forze dell'ordine, ogni tanto le forze armate, le forze dell'ordine libanesi entrano nei campi, fanno un po' di ordine e poi riescono, ma comunque loro godono di extraterritorialità. Sunniti, come vedete, una componente molto limitata, e poi c'è una bella componente in quest'area qua di cristiani. Ora, la convivenza tra loro non è assolutamente un problema, questa è un'altra cosa che va sfatata. Tra di loro non c'è un problema, moschee e chiese sono una accanto all'altra senza problemi. I mufti, i preti o gli arcivescovi stanno insieme, chiacchierano insieme, fanno anche molte iniziative, lanciano anche molte iniziative insieme. Quindi il problema non è la base, assolutamente. Questa è un'altra questione da dover ben puntualizzare. Certo è che l'ingresso di rifugiati siriani sta cambiando un attimino, sta facendo sposare un po' la loro bilancia, perché i siriani non sono organizzati in campi, il governo libanese non ha voluto creare dei campi per i siriani, però sono, come avete visto, 1,5 milioni, ma nel sud del Libano, nell'area di UNIFIL sono circa su 70.000, e sono ospitati nelle case, cioè andate nelle case, sono in numero spropositato all'interno delle case, però la maggior parte non hanno costruito dei campi, solo nel settore est trovano un po' di tende, un po' di baracche, ma qui nel mio settore la maggior parte erano ospitati nelle case. Quindi questo per far capire anche come noi dovevamo tenere conto della differente attitudine tra le varie confessioni religiose, tra le varie popolazioni. La mia area di operazione era 30 km di profondità e 35 km di media di larghezza. Le basi in cui noi eravamo dislocati sono quella di Shama, che è la base principale, dove c'è anche il comando del settore ovest, un piccolo villaggio che è diventato famoso solo perché non costruiamo la base, altrimenti sarebbe stato. Poi è proprio un villaggio di passaggio, c'erano 5-6 case, comunque completamente nato al suolo durante la guerra del 2006. E poi l'abitato di Al-Mansur che si trova proprio sulla costa libanese. Qui è l'abitato principale sul Libano, che è la città di Tiro, o Sur, come dicono in Libano.
Andiamo più nel dettaglio del settore. Unifil, io dipendevo, la brigata dipendeva dal comandante di Unifil, questo è il settore nostro e questo è il settore degli spagnoli, e alle mie dipendenze avevo una task force, un battaglione italiano, quello c'è il 150 il battaglione di coreani, un battaglione di malesi, un battaglione misto composto da finlandesi e irlandesi e un battaglione di ghanesi. Quindi già qui potete capire la forza ma anche la difficoltà. Più vicini a noi erano finlandesi e irlandesi, più vicini verso alla tradizione, cultura, ma se dobbiamo parlare di approccio alle problematiche, anche loro erano un po' troppo, chiamavano tedeschi in terra libanese. In terra libanese non puoi fare il tedesco perché altrimenti non vai da nessuna parte. Coreani, potete capire, la cultura e la mentalità completamente differente, non ne parliamo dei malesi, dall'altra parte dell'emisfero. I ghanesi si godono la vita perché veramente sono ottimisti, fa piacere loro, sono anche i libanesi come non bene, perché a parte il fatto che sono contingenti più anziani, che in Libano sono arrivati a 84 contingenti, ma veramente loro vedono con una visione ottimistica non vedono problemi, vanno avanti tranquillamente. Questa era anche la forza, ricordate che tutto il contingente sono 43 nazioni. 43. Nel mio contingente da Marti parliamo di 13 nazioni per esempio. Queste erano